E faccio fatica a trovare le parole da dire domani, perché ne avrei tante. L'unica cosa che vorrei ricordare era Lidia, il suo sorriso, la sua bontà, la sua dolcezza, l'essere donna con la D maiuscola. E ho un ricordo di una sera che eravamo a casa, che stavamo cucinando, io ho messo una canzone e ho visto che ha fatto, cioè era gioiosa, perché quella era la canzone che ascoltava lei quando era nella sua gioventù in Serbia, e vorrei dedicargli quella canzone perché ricorda un po' la spensieratezza che aveva prima di venire qua in Italia, e mi ricorda quella sera che l'ho vista veramente contenta e felice di ascoltare questa canzone. Sarà sulle note di una canzone non svelata, a lei cara, l'addio a Lidia, la mamma 42enne morta per mano dell'ex marito Zlatan Vasiljevic, che ha ucciso anche l'ex fidanzata Gabriela Serrano, residente a Rubano. Domani alla chiesa serbo-ortodossa di San Luca, Vicenza, l'ultimo abbraccio dei figli, dei parenti e degli amici a Lidia, un giorno zero, il giorno della presa di coscienza dopo la tragedia. Siamo consapevoli che domani sarà il giorno zero, ecco, che ci renderemo conto che effettivamente Lidia non c'è più. Per quanto mi riguarda, per adesso penso sempre che sia una festa intitolata a lei con le foto e quant'altro, ma spero sempre che magari da un momento all'altro arrivi per la sua festa, ecco. Vicenza e Schio, città dove Lidia ha vissuto, si stringono nel cordoglio alle famiglie. A Schio lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Noi parteciperemo ufficialmente in segno di vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità. Contemporaneamente al rito funebre è previsto un sit-in fuori dal Tribunale di Vicenza organizzato da 2 associazioni del territorio per dire basta alle violenze di genere.